Eccoci qua. Benvenuti, Ma che dire, benvenuti, che dire. innanzitutto dire, saluto la... Guarda, oh mia bella Madonnina. Già mi sono Così, fatto neanche il trovare con le tempo, pentole che neanche il tempo. Saluto la le mie mia camere. A me mi hai camera, salutato, a me. saluta quella di Desiree, Così. saluto la camera della cervicale e ultima, ma non ultima, A Piccirilda, ragazzi. A me mi hai salutato? Vogliamo lo zio Gianni. Lo zio Gianni. Come qua stai, sei. zio Gianni? Non ci avevo fatto no, caso, tranquillo, sai? fai le tue cose, tu Non ci con avevo calma, non fatto ti caso. preoccupare. Dunque, Desiree, ti adoro. Sei la Grazie. migliore partner che io abbia mai avuto in tutta la mia carriera. Grazie. Sia primo, non ne ho avuto mai. Allora, voglio scemo. dire che oggi facciamo una ricetta a base di prodotto della terra. Sì, è una ok. ricetta a base di prodotto del mare. Del mare, E ok. sono siciliane, proprio non hanno un Veraci, nome italiano. veraci, allora, veraci. quella base di terra si chiama pasta palina. Pasta palina, che cosa vuol dire? Ci sono un sacco di termini che possono pensare da Paola, da Palina, quanto papalina, insomma, un mare di cose, però non si sa qual Ok. è la realtà. Ma vi diremo qual è la ricetta. E poi facciamo una ricetta che è a base di mare, Sì. con gli abbassami le orecchie. Che cosa sono gli abbassami È le un orecchie? pesce, abbassami le orecchie non l'hai mai Non mangiato. esiste abbassami le orecchie, Cioè, dai, non conosci abbassami dai, le orecchie? non esiste abbassami le orecchie, Allora, ma che pesce è? sei tu che non conosci. Non conosci abbassami le orecchie. Non esiste Allora, dici in abbassami italiano, le come orecchie. diresti in italiano abbassami le orecchie? Abbassami le orecchie in In italiano, che dialetto? vuol dire? Calimaricchi. Calamaricchi, brava! Con i calamaricchi lo facciamo! E vuoi sapere una cosa? Ho ordinato il pesce. Sì. Ho detto ora gli faccio questo scherzo. Faccio questa prova. Questo scherzo. Abbassami le orecchie, poi e mi face, ma sta parlando di scoppolaricchi? Ah, così. Scoppolaricchi, proprio il termine giusto è scoppolaricchi, che sono i calamaretti polpettini piccoli piccoli. Noi facciamo un primo piatto. Un primo piatto. Passiamo su, abbiamo già messo le pentole. Sì, ok. E andiamo a preparare il condimento della pasta a palina. Dai, ok. Prepariamo questo, prendiamo una pentola. È palermitana Sì, questa assolutamente, pasta? assolutamente palermitana. Mi dai dell'olio, grazie. Certo, caro, a te. Olio, aglio, garlic. Eccolo Garlic. qua. Gli diamo una schiacciata così lo puliamo prima. Garlic. Nel frattempo con una Che pinzetta lo metti faccio? Che qualche faccio? filetto di acciuga. Ah, sì. La metto lì direttamente? Sì, sì, qui in pentola. Quanti ne vuoi? Un 3 filetti di acciuga. Un 3 filetti di acciuga. Sì. Vedi, l'aglio lo mettiamo grossolanamente in modo che poi magari può non piacere e lo togliamo. Va bene così, un altro? Filetti di acciuga, sì. Sì, sì. E Un andiamo. altro. Ok. E andiamo, senti. Senti lo sfrigolamento. Lo sento, sì. Eccoci, guarda. Rompiamo quest'aglio che l'abbiamo messo, ti ripeto, grossolanamente, ma ci piace così, in modo che a condimento finito puoi anche togliere. Lasci il sapore. A questo punto, una volta che soffrigge, già vediamo che la bella acciuga si è sfaldata. Sì. Dammi quei broccoli. Questi che sono già bolliti, Sì, le fatti, sì, giusto? sì, sono già bolliti. Broccolo, noi a Palermo lo chiamiamo broccolo, ma in effetti si chiama cavolfiore. Tutto Ah, dentro. tutto quanto, ok. Tutto dentro, così. Tutto quanto. Così, brava. E andiamo a fare incorporare. Mamma mia, che profumo, Senti, che profumo, sì. a questo punto aggiungiamo del sale. Lo vuoi mettere te? Eccolo qua. Lo vuoi mettere te? Va bene? Ok, perfetto. Andiamo già l'altro perché c'è l'acciuga e ci andiamo. In this point that Sì. prendiamo il concentrato of Lo tomato. vogliamo ricordare com'è il concentrato, giusto per... Com'è? Doppio concentrato. Bravo, ok. Grazie. Dice, è cretino carnevale, no? È cretino che ci va da prendere. No, era giusto per... Mettiamo un bel Quanta ne cucchiaio, vuoi? un cucchiaio, Un così, cucchiaio va così? bene, Va perfetto. E andiamo a mescolare. A questo punto, guarda che facciamo. Dopo che abbiamo sporcato il broccolo così, mi dai l'uvetta sultanina. Eccola. Perché nelle ricette palermitane Metto tutta? no, tutta No, no, un po'. è molto presente. Vedi? Abbiamo messo l'uvetta sultanina. Ora mi avvicini quel brodo. Questo lo sai che cos'è? Non lo so. È il brodo di cottura del Del broccolo? Del broccolo, bravo. Ah, vedi? Come mai è così? È bello scuro così. Certo. Andiamo ad aggiungere qui.
Questo ci servirà per dopo. Ecco qua, guarda. Allora, quindi aglio, Già si sta sciogliendo. filetti di acciuga, Brava. cavolfiore abbiamo detto. Cavolfiore, sì, cavolfiore. Cavolfiore già cucinato, Brava. concentrato di pomodoro e uvetta sultanina, Brava. giusto? E ora guarda che facciamo. Aumentiamo un poco la fiamma, mi ridai Ancora il brodo? il brodo, sì, perché adesso dobbiamo farlo cucinare per bene. Oh, e qui lo facciamo cucinare, guarda. Il coperchio, mi serve un coperchio e ti faccio vedere come si colorerà questo composto con il concentrato che abbiamo messo. Come vedi è semplicissima la ricetta. Eh sì, devo dire di sì. Cavolfiore o broccolo chiamato a Palermo, mentre a Catania quello che chiamate broccolo noi lo chiamiamo sparaceddo. Al contrario, no, sparaceddo, mai Sparaceddo, sentito sì. qua. Vabbè. Poi abbiamo messo l'uvetta sultanina, L'uvetta l'uva passa, sultanina, quella ci vuole esatto. perché dà quella dolcezza particolare, il concentrato di pomodoro. E abbiamo l'acciuga aggiunto all'inizio. l'acciuga e abbiamo aggiunto l'acqua di broccolamento. Esatto. Questa è acqua di broccolamento. No, che c'entra? Così L'acqua si di chiama. cottura del broccolo. No, tecnicamente si chiama acqua di Ma che broccolamento. dici acqua non di ci crede? broccolamento? Allora, vai su Google. Non esiste acqua di broccolamento. Vai su Google, vai. Dov'è? Dove si trova? Google. Scusa? Oh mia bella Madonnina, che te prelette lontana. Me la nebbia mi fa ricordare. Mi fa ricordare Milano. Io ho vissuto a Milano un sacco di tempo. Una settimana. Bene, dai. E parlavi già così. Mentre la seconda ricetta che parlavamo dei calamaricchi, Sì. questi qua ti dico che cosa ho fatto. Intanto li cucina. Sì. Mi dai un cucchiaio? Senti, ma le hai fatti marinare così? Se sono no? pesci sono già marinati di natura. Mi dai un cucchiaio? Li Mi dai un vedo, cucchiaio? li vedo conditi Allora, per ho questo. messo Hai messo? aglio, Sì. perché ora è fino mettere aglio. Lo possiamo mettere, Lo possiamo sì. dire. Olio, prezzemolo e sale. E li ho tenuti in questa E li maniera. hai tenuti un po'? Quanto? Il segreto, Un'oretta no, così? sì, più li tieni meglio è. Belli marinati. Il segreto di questo primo piatto, Sì. che va Qual in è? cottura direttamente con la pasta, è Ok. incredibile, verrà qualcosa di che tu non dici, ma Non può te essere l'aspetti, mai? non te l'aspetti. Cioè, per cui l'abbiamo fatto marinare e nel frattempo andiamo a controllare, guarda, una crema praticamente. Aspetta. Che è successo? No, c'è una cosa qua, guarda. Dove? Meno male che me ne sono accorta. Meno male. Cosa pensavano i telespettatori da casa? Meno male che se Poi ne è è buono, accorta, io eh? ci cado sempre. Buonissimo. Buono. Va bene. Per cui questo... Quindi, no, questo No, cambiamolo. no, stavo buttando quello. devi proprio fare? Un cucchiaio mi serve. No, c'è quello di legno, lascia stare. Va bene, allora. Guardate quanto è bello. Che la pasta alla pallina, la pasta di broccolo a remenate, si differenzia perché qui c'è un po' di concentrato, lì c'è lo zafferano, un'altra cosa, anche se ne mette un po'. Ma quanto ci vuole di cottura per diventare Ma così? guarda, Che c'è? guarda, ti faccio vedere una cosa, guarda. Che fa? Stiamo riprendendo. Come si chiama Parlami. questa? La piccolina? Dimmi. Come si chiama lei? La piccolina? Sì. Come si chiama? Flavietta. Flavietta? Perché Flavietta? Non lo so, una così, ora, Flavietta. Flavietta, la nostra Ciao, nuova Flavietta. telecamera. Guarda, ti faccio vedere una cosa, guarda. Compare. Ma la puoi mettere in modalità selfie? Ah, cietto. Ecco, guarda Siamo qua qua. ma che siamo belli. Aspetta, devo Scusa, andare. vai a salutare lo zio Gianni. Lo zio Gianni, Facciamo un dai. selfie con lo zio Gianni, vediamo così. Facciamo un selfie con lo zio Gianni, mettila più in alto, vediamo. Non lo vedo. Non lo vedi lo zio Non lo Gianni? vedo. E dov'è? Qua, l'ho È visto. qua, guarda, siamo qui con lo zio Gianni. Che bellini, guarda. Va bene, allora, continuiamo. Quindi, Perfetto. mettila qua, mettila qua. Ecco qua, la mettiamo qua. Si sta bruciando, Si sta ragazzi. bruciando, per Posso fare? l'hai visto? Però è bellissimo. E qui Cioè, ci non possiamo posso intervenire. spegnere. L'hai assaggiata, Desiree? Tu lo sai che non assaggio mai prima, se non è completo, aspetta che l'assaggio, se vuoi. No, ma io non l'ho detto di assaggiare. No, e forse vuoi sapere la sapidità, queste No, cose. no, era un tono che già l'avevi assaggiata, era ironico, l'avevo assaggiata, era ironico. Un poco di sale, poco. Pochissimo.
c'è l'acciuga, stiamo attenti, così va bene? Perfetto, Così va perfetto, bene? perfetto, A posto. così. Allora, È a posto. quindi, Quindi, adesso che facciamo? Questo è pronto? questa è pronta. Questo è Andiamo pronto. così. Poi lo sai che dobbiamo fare? Ci serve spostare questa, Sì? prendere una padellina piccola. Mi dai quel pangrattato? Eccolo. Mettiamone un poco così. E che cosa stiamo facendo? Lo vai a... L'ovaia. Lo vai a cucinare, che ne so, come si chiama? L'ovaia. Sto facendo l'ovaia. Allora, Il tappo. stiamo facendo un poco di muddica atturrata. Atturrata. Che è il famoso formaggio dei poveri. Dei poveri, abbiamo detto. L'abbiamo detto. Guarda. Quindi un po' d'olio. Un po' d'olio, il tempo che si brustolisce, vedi? Come vedi ho messo dell'olio e ci sono i grumi. Sì. Lo dico sempre, non vi preoccupate dei grumi, No. perché poi alla fine questi grumi non ci saranno vi più preoccupate e avremo dei un bel grumi. prodotto gustoso da accompagnare con la nostra pasta. Esatto. E mentre qui stiamo facendo, Mentre lo stiamo atturrando, che succede? cosa facciamo? Boh, non lo so, assaggiamo? No, che c'è sempre assaggiare un pensiero. E che ne so? Passiamo a una cosa che di solito facciamo. Cosa? Che sono? Ah, i consigli per i consigli, Brava, certo. ma siccome è una puntata di ricette proprio siciliane, me lo dici in dialetto? Consigli per consigli. Ah beh, picciotte, vi stiamo consigliando. Facete che devi volete. Hai buttato la pasta? No, era buono. L'hai buttata. Come buttare la pasta? Ah, tu sei. Ho messo giù la pasta, mi dai una pizza, mi dai una pizza. Hai messo giù la Dai una pasta? pizza, siamo insieme. Allora, ricette tipicamente siciliane Sì, oggi. brava, Sono due primi brava. piatti Da pronunciare in siciliano. da pronunciare in siciliano. Pazza chi scoppola ricchi Ok? e dillo. Pasta che scoppula ricchi. Va bene, sarebbero carametti, polpettini Ok. piccoli. E poi pasta alla palina. Alla palina. E stiamo Tipica andando- di Palermo. Sono entrambe tipiche di Palermo, abbiamo detto. Sì, diciamo che quella dello scoppola ricchi non è una pasta che fanno in molti, è una my reset, una mia Bene, ricetta. allora stiamo completando la prima ricetta. Abbiamo Sì, fatto questo guarda, sugo così, guarda. bello casareccio, posso dire, sa Brava. molto di Sicilia Brava. questa preparazione che abbiamo fatto. Esattamente. Però ancora il colore non ci piace perché noi lo vogliamo No. un poco più brustolito. Posso né? far vedere questo, quello che abbiamo Certo, fatto? Il sugo, ma non guarda. si assaggia però, non si assaggia. Vabbè, sì, Perché effettivamente così non è più giusto. assaggio a mangiare, È così, mangiare, giusto? vabbè, dopo Diamoci un'intesa. una regolata. Allora, quindi, questo diventerà... Ci deve brustolire un pochino di più. Nel Un po' più frattempo, scuro, sì. sai che cosa facciamo? Prendiamo un piatto e andiamo a mettere dei calamaretti Sì. con una pinza, me li devi mettere qui, Ah, che che mi bello. servono. Vai. Che E devo ora ti dico fare? cosa devi fare. No, forse è meglio il cucchiaio, guarda. No, Gioia. con la pinza, dai, No, guarda. Esatto, ora ti spiego perché. Prendili, mettili, vai. Nel frattempo qui va. Ti sbrigavi prima con il cucchiaio, forse. Quanti ne vuoi? Vai, fallo con il cucchiaio, Gioia. Vabbè. Vai. Perfetto. E dobbiamo fare, ora mettili qua e dobbiamo fare una cernita, i più grossi e i più piccoli. Quelli troppo grossi ce li conserviamo e ci facciamo la fritturina. Quelli più piccoli li andiamo a mettere nella nostra pastazza. Questo è piccolo, questo Guarda, è qua ce n'è grosso. uno grosso. E lo metti qua. Dov'è? dai Grosso grossi, da dai quale grossi. lato? Di qua? Tu grosso lo individui perché c'è il lato. Facciamo grosso da No, questo grosso, lo lato. individua Grosso da questo lato. Ma che c'entra? Li devi Vabbè, distinguere, no? dai. Grosso di Me qua, ne serve grosso un di altro qua, poco. grosso di qua. Questo è grosso. e lo mettiamo. Questo è medio, mettili di No, qua, no, quelli grosso, medi. mettilo con i grossi. Grossi. Perfetto, dai. Mettimene un altro poco. Dai, Sabroscio. E a posto. Il Questo è pangrattato. piccolo secondo te? Eh? Questo è piccolo o piccolo? Piccolo. Guarda che colore che ha preso. Piccolo, Guarda. piccolo. Non Guarda mi che distrarre, colore. sto facendo una cosa. Bravo. Guardate che colore che ha preso. Piccolo. Camera dell'artrosi, la vedi? Piccolo, Ecco qua. piccolo. A questo punto andiamo a mettere il nostro pane attorrato, anche brustolito in italiano, e lo mettiamo qui. Ok, a questo punto andiamo a scaldare il nostro condimento.
questo lo mettiamo qua, che ci servirà per Questi sono condire. tutti piccoli. Un altro poco di piccoli me li dai? Così andiamo a controllare le cotture della pasta e ci siamo quasi. Perfetto. No, questo è grosso. Basta, va. Va bene così? Sì, perfetto. Siamo pronti con la seconda ricetta. Inquadra la distinzione che ho fatto tra quelli grandi. Guarda che lavoro che c'è qua. Tra quelli piccoli e quelli grandi. Guarda. Incredibile ma vero. Ma voi capite che è stata capace di distinguere la grande dalla piccola. Guarda. Ce n'è voluto, eh? C'è voi, è stato faticoso, però ci sono. Ma facciamo una cosa. Che vuoi Diciamoci fare? una cosa insieme. Che vuoi dire? Ma quanta gente vede la nostra trasmissione? È tanta. 8.460.000 spettatori nel mondo! Non esagerare, Nel mondo! dai. Siamo la trasmissione più seguita in Sicilia, è vero. Questo è vero. Giusto, però lasciamo stare. cioè, tu poi esageri un po'. Ma ci vuole ogni tanto. Capito? Ci vuole. Allora, A dopo. dove siamo arrivati? E allora, dove siamo arrivati? Siamo arrivati. Eccoci qua. Siamo arrivati che abbiamo fatto la divisione. Sì. La pasta è quasi pronta. Questi li abbiamo marinati, lo Esatto. ricordiamo, E giusto? andiamo adesso li abbiamo marinati. Andiamo a scolare la pasta. Ah, è pronta già la pasta? Sì. Che hai messo? Le chitarre, come si A chiamano noi ci quelle? piace al dente, questa è margherita. Margherita, A noi la pasta come ci piace, Gioia? al dente. Brava. E quelle invece sono gli spaghetti alla chitarra? Yes, brava. Mettiamo giù la margherita. E ho rimesso la margherita nella pentola, Bravo. capito? Mi dai un mestolo, mon amour? Certo. Mon amour, Maria che ciavolo. E diamo una prima mestolata così, guarda. Sì. Così. Mamma mia E che andiamo a dare profumo, è un una- misto tra l'acciuga, il C'è l'acciuga, cavolfiore, c'è il cavolfiore. l'uvetta. Sì. Metti un altro po' di sugo, dai, metti un altro lascia po'. fare. Metti un altro po'. Lascia fare, prendimi il piatto oblungo. Qual è? Quello Questo piccolo, qua piccolo ovale? oblungo, sì. Questo? Sì, brava. Mettilo qua. E andiamo ad adagiare questa meravigliosa pasta in questo modo così. Mi dai il cucchiaio di legno? Mi dai il cucchiaio di legno? Certo. Guarda che ti faccio. Questa qua, questo lo posi. E poi tu dicevi metti il condimento, guarda. Ecco, bravo, così ti voglio, generoso. Così. Vai. Bellissimo, Ci siamo. ecco, ci siamo. Mi dai il cucchiaio? Certo. Ora, una donna di classe come te può dare un solo tocco di classe. Che posso Quel fare? filino di olio che Ah, non lo guasta metto, mai. va bene, dai, faccio io. Vai, vai. Basta così, perfetto. E qui abbiamo fatto il nostro Prima primo ricetta pronta. Prima Ecco, ricetta pronta. quindi questa proprio sicula. Ecco, allora, adesso come andiamo avanti? Spaghetti con i caramelli. Facciamo un recap di quella. Guarda, questa ti devo dire semplicissima, la potete fare, anche io potrei provare eventualmente a farla. Guarda, mi ricordo il procedimento, abbiamo Vai. messo aglio, acciuga, l'acciuga che fate, la sminuzzate tutta in maniera che così lei si scioglie, si sfalda. Brava. Poi abbiamo aggiunto i broccoli, no, il cavolfiore, non è broccoli. Cavolfiore. Il cavolfiore che l'abbiamo precedentemente bollito, poi abbiamo aggiunto 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, com'è il Un concentrato di cucchiaio. pomodoro? Così, esatto, poi abbiamo aggiunto l'uvetta. Brava. Poi siamo andati a amalgamare il tutto con l'acqua di cottura del Brava. cavolfiore, giusto? Sì, sta dicendo tutto esatto. Tutto è una giusto, meraviglia. pazzesco. È una Abbiamo meraviglia. cucinato per un po', per quanto tempo abbiamo cucinato? Abbiamo cucinato per un quarto d'ora, 20 Un minuti in quarto modo che sia d'ora, così, appassito mescolate, completamente. Mi dai la pinza, mi dai la pinza. E il risultato, E insomma, ora è prendiamo questo. la pasta, prendiamo questa bella pastissima, come vedi non la scolo, la faccio andare così. Questa invece è una ricetta sempre tipica siciliana, però Però diciamo che questa, di pesce. ripeto, non è una ricetta molto tradizionale. Io Guarda, la hai faccio visto da che una bella vita. quell'inquadratura là? Ah, Guarda, hai meravigliosa, visto che guarda. bella? Bellissimo. Le meraviglie Vabbè. delle meraviglie. Questo qua.
e possiamo togliere. Questo lo mettiamo sul fuoco e questo lo togliamo. Lo spegniamo. Così. E ora ti faccio vedere magia che avviene. Dai, Guarda. fammi vedere. Innanzitutto saltiamo e andiamo a mettere i nostri calamaretti. Quelli piccoli metti? I calamaretti, Così. cioè scoppolaretti che abbiamo messo. Bene. Quelli più piccoli, dai. Hai messo un filo d'olio sulla padella? Sì, un po' di olio Giusto? l'ho messo. E ora qui gli faccio vedere il sapore. E poi li capoliamo così. Nella loro interezza. Ah, quelli grandi no. Ma quelli più grandi no, guarda. No. Ora, tu potresti farmi una cosa veramente gradita. Che vuoi? Che è questa, che mi serve un mestolo di un poco di acqua della pasta. Grazie, sempre più piccoli me li prendi. Vabbè, c'era Sempre- questo, che ne No, so. va bene, che ti devo dire, va bene. Tieni, posala, posala. Non ti serve più? No, Non mi dire poi prendi l'acqua di cottura, eh? Non ti serve? no. No. Ok. Andiamo a mettere un altro poco di quelli marinati così, che sono più piccoli ancora. Così. Hai messo dentro anche un po' del loro olio, giusto? Perché Esattamente. ricordiamo che questi li abbiamo marinati con olio, prezzemolo e aglio, giusto? Brava. Gli diamo la E saltiamo spruzzatina in di padella, prezzemolo, prezzemolo. così, e li stiamo cucinando, come vedi, con la pasta. Con la pasta. Vai così. E voilà. Ma senti che profumo che c'è? Lo sento che profumo che c'è. Aggiungiamo il prezzemolo, ancora. E continuiamo a saltare, e quindi senza saltiamo. aggiungere nulla. Prendiamo un bel piatto di questo ovoidale. Ok, a barchetta li chiami tu Barchetta. questi. Che ti Dammi serve? Questo va Questa? bene? Sì. E andiamo a fare questa È operazione. pronta? Pronta, pronta. Così, quindi Sì, sì. semplicemente saltata Sì, sì. con i calamaretti e il loro olio? Esattamente. Abbiamo raccolto la pasta. Mi dai il cucchiaio grande, il cucchiaio grande, il cucchiaio Certo. grande. Certo, questa non è una A porzione. te. Vabbè, Però- dipende che dico da come uno mangia, Esatto. non è una porzione. No, questo lo dice lei, signora. 1,5. Esatto. 1,5. E voilà. Metti tutto quel brodino, non lo Dopo, metti? Lo dopo. metti dopo, va bene. E questo è pronto. E questo è pronto. Ora non ci resta che dare la pulitina e passare E all'assaggio. assaggiare. Prendiamo 2 piatti per l'assaggio, prendiamo questi per un assaggio. Io ti consiglierei di qua. Allora, io sono d'accordo. Guarda, mi sento cucchiaio. emozionata con la nuova telecamera. Tranquilla. Un cucchiaio. State per vivere il momento dell'assaggio da un altro punto di vista. Metti un po' di calamaretti Ah, sopra. figurati. Metti un po'. Questi che sono belli. Va bene, va bene. Va bene così, va bene così, va bene così. Così, dai. Ragazzi. Ma Mi che vi dica- devo Mi dire? dica come le sembra, signora. Ma che vi devo dire? Cosa? Io non devo assaggiare, giusto? Io non Ma devo che c'entri tu? assaggiare. Ma chi l'ha messa questa regola? Ma senti, me lo chiedi veramente da 200 puntate? Basta, Secondo fattene me- una ragione. Ma se me lo vuoi dire così per amicizia, Daniela? Più in alto, Gesù. Più in alto ancora, suo padre. Suo pace. Suo padre. Sono convinto che lo zio Gianni mai avrebbe detto una cosa del genere. Ma era assaggio che altro? No, però guarda, vuoi fare un saluto là? Vuoi fare? Guarda. Io non devo assaggiare. E pazienza così, che ci possiamo fare? Me lo fa apposta, no? Scioccante, ragazzi. Lo fa Scioccante, apposta. questo è scioccante, eh? Passiamo alla... Cioè, non pensa altro che a manca questa della trasmissione, non frega niente, capito?
Allora, Passiamo all'altro assaggio. passiamo all'altro, la pasta pallina, com'era? Palina, sì, Palina. palina. Ora mi devi... Ti ho fatto assaggiare quella col pesce perché questo è un sapore più corposo. Ping pong. Buona, eh? Ti ho preso pure il condimento. Bravo, bravissimo. Va bene. E la forchetta è qua è la forchetta. E qui, bravo. Questa è la pasta margherita? Sì, la margherita alla panina. Margherita è da un lato solo, ma questa trovai. Io non ne trovai altre. Guarda. Guarda come gira quella forchetta, guarda. Mamma mia. Guarda come gira, guarda. Mamma. Guarda, Sì, va bene, va bene. guarda. Signori, io guarda. vorrei chiudere la trasmissione qui perché non è più possibile così. Ci sono dei contratti fatti. Vabbè. Ci siamo visti. Buona, buonissima. buona. E io non assaggio. Bravo però, eh? Ma chi l'ha deciso? Te l'ho detto. Ma chi? 300 grammi di spaghettone alla chitarra, 300 grammi di calamaretti o seppie piccolissime, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, olio evo, 400 grammi di spaghetti o margherita, un cavolfiore di media grandezza, una cipolla, 2 filetti d'acciughe, un cucchiaio di uva passa, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio di concentrato, 50 grammi di pangrattato brustolito, olio evo e sale quanto basta.